Pensavano di essere tranquilli e ormai lontani dalla casa che avevano svaligiato picchiando l'anziana proprietaria e così si sono tolti i berretti e le mascherine, non sapendo però di essere ancora ripresi dalle telecamere di videosorveglianza cittadine. I carabinieri, ricostruendo il tragitto, sono riusciti così ad individuare i due uomini che il 24 ottobre scorso sono entrati in un appartamento di via Tirana a Padova e avevano aggredito l'83enne proprietaria e la sua amica, poi avevano razziato gioielli e contanti. Le telecamere del condominio avevano ripreso i due che entravano aprendo le porte con le chiavi, un dettaglio che ha permesso ai carabinieri di ricostruire il furto e di individuare anche la complice. I due rapinatori infatti sono un 32enne e un 33enne moldavi già noti alle forze dell'ordine. Uno di loro da tempo intratteneva dei rapporti con una connazionale badante dell'anziana signora che gli aveva fornito un mazzo di chiavi utilizzato per aprirsi indisturbati sia il portone d'ingresso del condominio che quello dell'appartamento. I due uomini non avevano esitato ad aggredire con violenza l'83enne che era in casa insieme ad una conoscente e entrambe sono state spinte a terra. L'anziana aveva riportato numerose contusioni ed era stata portata in ospedale. La rapina era avvenuta in pieno giorno nel quartiere Palestro a Padova. Ad incastrare i ladri il fatto di essersi liberati di berretto e mascherine poco lontane dal condominio di via Tirana. I carabinieri, ricostruendo il percorso delle telecamere, sono riusciti a individuare il loro passaggio senza il volto coperto. Nascosti tra le fioriere del condominio sono stati trovati e sequestrati anche gli indumenti utilizzati. Una volta identificati, ricostruire i loro rapporti è stato facile ed è emersa la conoscenza con la badante dell'anziana che aveva provveduto a rubare il mazzo di chiavi e ad indicare i punti precisi dove la signora teneva i gioielli e i contanti. Tutti e tre sono stati arrestati, i due uomini sono stati trasferiti a due palazzi mentre la donna è stata portata nel carcere femminile di Verona.